L'impegno principale del governo nei confronti del Veneto sarà rispettare, e lo dico da Ministro per la democrazia diretta, l'esito del referendum. Vi siete espressi come cittadini veneti per chiedere più autonomia e il governo vi assicura che quella autonomia finalmente vi sarà data. Lo dice chiaro e tondo il ministro Riccardo Fraccaro nel giorno della sua visita a Riese Pio X, la prima ufficiale dopo la nomina che il 5 Stelle ha voluto fare proprio nel paese che lo ha visto nascere e crescere, forse anche per ricordare l'appartenenza a una terra che l'elezione in un collegio trentino potrebbe offuscare. Davanti alla platea di ex compaesani vecchi e nuovi, parenti e amici, il ministro ha ricordato l'impegno del governo per dare corpo all'autonomia del Veneto, nel più breve tempo possibile. Portare le decisioni e la responsabilità nei territori, lì dove i cittadini hanno il primo rapporto con l'ente pubblico, è virtuoso per tutti, è un vantaggio per tutti. Dare più autonomia al Veneto, alle regioni che lo richiedono, non servono solamente a quella regione, ma per l'intero sistema paese. Sistema paese che deve essere più agile e moderno, e su questo punto arriva la promessa solenne. Entro la fine dell'anno il mio impegno è quello di togliere il patto di stabilità ai comuni, che li hanno veramente costretti a tagliare delle risorse che avevano, che erano la ricchezza per poter dare i servizi ai cittadini. Patto di stabilità, ma anche sblocco del turnover e semplificazione della burocrazia. Ostacoli che ogni giorno si mettono di traverso nell'amministrazione degli enti locali, rendendo la vita quasi impossibile a quelle realtà come quella di Riese Pio X e degli altri paesi della Marca occidentale che cercano nell'unione tra comuni quella marcia in più che poi però rischia di spegnersi tra procedure e pastoie burocratiche. Ogni volta si parla di semplificazione, ma ad ogni passaggio la semplificazione diventa un'ulteriore complicazione della macchina burocratica, quindi chiediamo da una parte la semplificazione, da una parte l'iniezione di nuovo personale. Sul tema caldo delle Olimpiadi, Fraccaro ribadisce ancora una volta, pur senza pronunciarne il nome, che Cortina ha le caratteristiche di sostenibilità economica e ambientale sulle quali punta il Consiglio dei Ministri. Noi dobbiamo prima abbassare le tasse, dobbiamo prima fare il reddito di cittadinanza, dobbiamo prima mantenere le promesse che abbiamo fatto col contratto di governo e poi cercheremo anche i soldi per fare questi eventi che possono essere un momento importante per lo sport e per la nazione. Da una montagna all'altra, sul ghiacciaio della Marmolada, territorio esclusivamente trentino da poche ore, la risposta del Veneto trentino Fraccaro è più fredda. Qui c'è tutto un iter giurisprudenziale, giuridico da rispettare, delle sentenze che dobbiamo rispettare.